Sono le 12 in punto, buongiorno a tutti voi telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione quotidiana di Focus TG. Oggi martedì 12 luglio siamo in diretta e come sempre, come d'abitudine, lo saremo fino alle 13:30 per portare a casa vostra l'informazione, la cronaca, l'attualità, i nostri approfondimenti dal Veneto, da tutto il nostro territorio. Permetteteci però di iniziare questa edizione di Focus TG con un grazie che tutta la redazione del network Media Nord-Est vuole rivolgere a voi. 1 milione di grazie, anzi non basterebbero per dare merito e ringraziarvi appunto dell'affetto che ci avete dimostrato perché insomma il gruppo Media Nord-Est ha fatto segnare un altro record di ascolti in occasione della giornata di domenica, giornata contraddistinta dalla sfilata degli alpini impegnati insomma ad Asiago nella dunata triveneta. Ebbene, 1 milione di persone davanti la TV hanno scelto le nostre emittenti, confermando il network Media Nord-Est con Antenna 3 e Rete Veneta su tutte, indiscutibilmente le TV, i canali più seguiti in assoluto. Vediamo tutto nel prossimo servizio. Ancora record di ascolti per il network Media Nord-Est che ha raccontato tutta la dunata triveneta degli alpini ad Asiago. 1 milione di telespettatori nella sola giornata di domenica si è sintonizzato sulle emittenti del gruppo Media Nord-Est, al fianco, come sempre, degli alpini. Media Nord-Est trionfa anche nello share con il 68% dell'ascolto di tutte le emittenti locali del Veneto. Questo significa che domenica 7 telespettatori su 10 hanno scelto noi, confermando Antenna 3 e Rete Veneta la vera casa degli alpini. Per noi di Rete Veneta anche il primato di emittente televisiva locale più vista in assoluto durante i momenti più emozionanti dello sfilamento degli alpini del Triveneto. Una diretta, la nostra, vista in tutto il mondo con messaggi da Stati Uniti, Germania, Spagna, Austria e Slovenia. 1 milione di grazie anche stavolta per un successo che fa segnare uno storico unplan per Media Nord-Est, capace di confermarsi il gruppo di emittenti TV leader per distacco sulla concorrenza in tutti i grandi eventi, a partire dalle celebrazioni in diretta per la festa di Sant'Antonio fino all'inaugurazione del Ponte Vecchio di Bassano, passando per un altro record assoluto, quello della dunata nazionale degli alpini a Rimini. Ora le penne nere guardano già al 2023, tutto nel segno del Nord-Est, dalla dunata nazionale a Udine a quella triveneta a Belluno. È già tempo di prepararsi e noi, come sempre, ci saremo. Noi ci saremo, prima di voltare pagina e parlare di cronaca, riviviamo nel prossimo servizio un riassunto di questi 3 giorni di grandi emozioni, 3 giorni di storia scritta dalle nostre penne nere. Una 3 giorni carica, densa di emozioni, che ha visto l'altopiano e la città di Asiago colmarsi di penne nere e di tante persone vicine agli alpini, in occasione del tanto atteso raduno del terzo raggruppamento, seguito passo passo dalle nostre telecamere. Si è iniziato venerdì con l'inaugurazione della nuova ala del museo dedicato alla Grande Guerra a Roana, una palestra della memoria che ha dato il via a questo lungo weekend alpino. Da Piazza Carli, nel cuore di Asiago, l'alzabandiera, gli onori al Labaro nazionale e il primo corteo sino al Sacrario dell'Aiten. E poi la toccante giornata di sabato con centinaia di persone assieme agli alpini che hanno raggiunto l'Ortigara in un pellegrinaggio sacro per rendere onore ai caduti e non dimenticare. Immancabili cori, simbolo della storia, della vita, della passione e della memoria degli alpini.
per culminare nella giornata di domenica, dove oltre 10.000 penne nere, applaudite, seguite, ammirate da parenti e amici, hanno sfilato per il cuore di Asiago, togliendo il fiato con un fuori programma che ha toccato il cuore di tutte le persone presenti. All'improvviso, fuori da ogni protocollo, tutto si è fermato. Gli alpini della sezione Monte Ortigara, gli asiaghesi, hanno interrotto il loro sfilamento ai piedi del sacrario dell'Aiten per rendere onore ai caduti con il suono del silenzio che ha squarciato il silenzio dei presenti, per celebrare gli oltre 50.000 caduti. Cordoglio, commozione, emozione, orgoglio, fierezza, memoria, senso di patria e condivisione, di unità. Un tripudio di sentimenti ed emozioni che anche da casa in tantissimi avete potuto provare e assaporare. E dall'altopiano l'arrivederci alla prossima Triveneta a Belluno. Insomma, per noi di Rete Veneta non è una questione di autocelebrazione, ma di doveroso riconoscimento del merito, merito vostro, che ci avete dimostrato tanto affetto, merito di chi si è impegnato tanto in redazione e non solo per seguire questo grande evento, a partire dalla regia, dal coordinamento con Fabio Verin e poi insomma i nostri inviati sul posto, Ferdinando Garavello, Lucio Zanato, tutti gli operatori, tutti i giornalisti, insomma la redazione di Rete Veneta. Grazie e adesso voltiamo pagina, apriamo la cronaca e purtroppo dobbiamo parlare di una notizia di cronaca nera, un incidente sul lavoro a Massanzago nell'Alta Padovana. A perdere la vita è stato un operaio 55enne di Trebaseleghe. Nel prossimo servizio riepiloghiamo i fatti e poi tutti gli aggiornamenti. Un altro incidente sul lavoro, un'altra morte bianca. Dramma verso mezzogiorno in un cantiere edile in via della Pieve a Zeminiana di Massanzago nell'Alta Padovana. A perdere la vita Mirko Bottaccino, un operaio 55enne residente a Trebaseleghe ed impiegato in una ditta del Veneziano. Secondo una prima ricostruzione dello Spisal, l'uomo sarebbe stato travolto da del materiale edile legato alla gru del cantiere a causa della rottura improvvisa del cavo d'acciaio del mezzo. Sul posto intervenuti subito i sanitari del SUEM 118 con l'ausilio anche dell'elisoccorso, i carabinieri della locale stazione e il personale dello Spisal per vagliare attentamente la dinamica dell'incidente. L'azienda per cui lavorava il 55enne è di Noale e sta realizzando delle abitazioni a basso impatto ambientale nella frazione di Zeminiana, nella zona dei vivai. L'uomo ha perso la vita sul colpo, inutili i tentativi di rianimarlo da parte del SUEM 118 che non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Nel prossimo servizio, come vi dicevo, tutti gli ultimi aggiornamenti con la Procura che ha aperto un'indagine. La Procura ha disposto che venga effettuata l'autopsia sul corpo di Mirko Bottaccini, il 55enne di Trebaseleghe, morto ieri mentre stava lavorando all'interno di un cantiere edile di Massanzago in via della Pieve, nell'Alta Padovana. L'uomo, operaio di una ditta del Veneziano, secondo una prima ricostruzione dei tecnici dello Spisal, è stato travolto da un carico di materiale legato alla gru del cantiere, il cui cavo d'acciaio si è improvvisamente rotto. La Procura ha disposto il sequestro dell'area dove è avvenuto l'infortunio mortale sul lavoro e ha aperto un'indagine per ricostruire le cause che hanno portato alla rottura improvvisa del cavo d'acciaio del mezzo. Oltre allo Spisal, sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che dovranno chiarire se sono state rispettate tutte le norme di sicurezza. Mirko Bottaccin, 55 anni, viveva a Trebaseleghe ed era padre di 2 figli adolescenti.
La sua famiglia era già stata segnata da un pesante lutto nel 2005, quando la sorella, all'epoca 26enne, morì in un incidente stradale. L'operaio dell'Alta Padovana è la quarta vittima del lavoro a Padova da inizio anno. Oltre a Mirko Bottaccin, ieri in Italia ci sono state altre 2 morti bianche, un bracciante agricolo a Cuneo e un autotrasportatore a Caserta. I sindacati tornano a puntare il dito sulle condizioni di lavoro. Non si parli di fatalità, tuonano i rappresentanti di categoria. Non è una coincidenza, non è una fatalità. I morti sul lavoro sono la conseguenza di quello che è un elemento culturale e strutturale di questo paese che esiste pienamente sulla carta, ma concretamente non esiste. Fine. Abbiamo un decreto legislativo che è forse il più completo al mondo, abbiamo tutti gli strumenti necessari, capito? Ma alla fine si continua a morire sul lavoro. Non sono i 4 morti su Padova, sono i 400 all'anno, capito? Sono i 600.000 infortuni da inizio anno a maggio, una cosa veramente indignitosa e vergognosa per un paese che si ritiene civile. Possiamo più vivere di fatalità perché la sicurezza non si contratta, è un bene comune e che oggi non deve essere visto come un costo, e ci deve essere anche più formazione, più monitoraggio, e noi come sindacato stiamo facendo anche una mappatura giornaliera dei cantieri proprio per monitorare le situazioni. Ci fermiamo adesso per una piccola pausa, restate con noi, torniamo fra poco. Rieccoci in diretta, continuiamo con la cronaca. Lutto a Scorzè per la morte improvvisa del piccolo Davide Favaron, scomparso tragicamente a soli 6 anni a causa di una leucemia fulminante. Ed è una cosa devastante. È una vera disgrazia, proprio una vera disgrazia, ma veramente. È lutto a Scorzè per la morte improvvisa del piccolo Davide Favaron, scomparso a soli 6 anni a causa di una leucemia fulminante, diagnosticatagli 10 giorni fa all'ospedale di Padova. A settembre sarebbe andato a scuola per la prima volta. Curioso e amante dei dinosauri, aveva già imparato un po' a leggere e a scrivere. Nessun sintomo particolare aveva condizionato la sua salute fino a qualche mese fa. Poi il piccolo aveva iniziato a soffrire di qualche febbre che andava e veniva. Appena il tempo di ricevere il risultato degli esami del sangue, il bambino è stato ricoverato in ospedale a Padova. Dapprima i medici si sono mostrati fiduciosi, fornendo previsioni ottimistiche ai genitori, fino a quando la situazione è precipitata improvvisamente. Sicuramente è una famiglia che è nella disperazione. È una famiglia che adesso deve ripensare a ripartire e non sarà facile per loro. Io mi sento di dire che l'amministrazione comunale può essere vicina per quanto può alla famiglia e alla loro ripartenza, al loro modo di ritrovarsi, perché dopo una tragedia del genere sarà difficile per tutti, soprattutto per i genitori. La sconvolgente scomparsa di Davide ha lasciato senza parole l'intera comunità di Scorzè, dove il bambino viveva con papà Fabio, mamma Francesca e il fratellino Nicolò, una famiglia conosciuta in paese e ben inserita all'interno della comunità, attivi nel gruppo famiglia della parrocchia e nella preparazione della sagra del paese. I funerali si terranno alla chiesa arcipretale di Scorzè questo mercoledì 13 luglio alle ore 10. Parliamo adesso di sicurezza, ci spostiamo a Vicenza dove proseguono i controlli straordinari sul territorio. Intensi controlli da parte delle forze dell'ordine in città negli ultimi giorni. Controlli straordinari disposti dal questore mirati a verificare le aree urbane segnalate dai cittadini che sono state teatro di episodi criminali di tipo predatorio e di fenomeni di degrado urbano. Un occhio di riguardo anche per le aree caratterizzate da un consistente afflusso di turisti e nelle aree di interesse artistico. Complessivamente sono stati impiegati giornalmente più di 30 agenti messi a disposizione dalla Polizia Locale, quella di Stato, dai Carabinieri e dalla Guardia di Finanza. Predisposti alcuni posti di blocco lungo le arterie stradali principali, passati al setaccio il centro storico, la zona dell'ospedale, il quartiere di San Pio X, il corso San Felice Fortunato e le vie limitrofe.
Identificate 175 persone, di cui 64 stranieri e 37 con precedenti penali. Controllati inoltre 65 veicoli e 8 esercizi pubblici. Il questore ha poi provveduto a far eseguire 3 ordini di allontanamento dal territorio nazionale per cittadini extracomunitari con gravi precedenti penali a proprio carico, 6 fogli di via obbligatori dal territorio comunale per altrettanti cittadini italiani pregiudicati e 7 avvisi orali nei confronti di cittadini italiani stranieri pregiudicati denotati da una spiccata pericolosità sociale derivata da reati contro la persona e per lo spaccio di sostanze stupefacenti. Restiamo a Vicenza per una vicenda che ha fatto scalpore, ha fatto molto discutere. Un uomo si presenta all'esame della patente con una microcamera e l'auricolare. È stato scoperto e denunciato. Lui l'ha pensata, l'ha fatta, ma l'ha fatta male, gli è andata peggio e giustamente è stato denunciato. A 38 anni si presenta alla motorizzazione per l'esame di teoria per la patente B, solo che si comporta in modo strano e un'esaminatrice insospettita chiama la polizia locale. Gli agenti arrivano, perquisiscono il candidato e scoprono che sotto la maglia nasconde un kit composto da una microtelecamera con antenna, un modem e una batteria fissati al corpo con del nastro adesivo. Ma c'è di più, ha anche un microauricolare inserito nell'orecchio. Insomma, le ha studiate tutte quando invece bastava studiare bene il codice della strada per passare l'esame senza bisogno di tanti stratagemmi. Gli agenti hanno infatti accertato che tramite l'ingegnoso sistema il candidato riusciva a inviare i quesiti via Bluetooth a una seconda persona che gli suggeriva le risposte attraverso l'auricolare. Col risultato che il kit gli è stato sequestrato e l'uomo è stato fotosegnalato e denunciato per aver presentato come propri lavori opera di altri in un esame prescritto dall'autorità. Si tratta di un reato di natura penale punito con la reclusione da 3 mesi a 1 anno. Allora noi, mentre continuiamo a seguire le ultime notizie dall'ANSA, ed è appena arrivato, stavamo dando un'occhiata il bollettino Covid di cui vi parleremo fra poco, vi annunciamo che insomma sono aumentati in maniera esponenziale i casi Covid, anche se insomma il bollettino di oggi tiene conto anche dei dati, insomma, delle rilevazioni del weekend. Ne parleremo fra poco. Noi adesso dobbiamo spostarci in Marmolada, anche lì insomma una situazione che continuiamo a monitorare, continuiamo a tenere sotto controllo sotto tutti gli aspetti per tutti gli ultimi aggiornamenti. La tragedia insomma è ancora una ferita aperta e sarà una ferita indelebile in tutti noi. È scattata adesso la fase 2 delle operazioni di recupero, mentre un messaggio preciso arriva dagli operatori della zona. Stiamo subendo decine, centinaia di disdette. Bisogna stare attenti a proporre il giusto tipo di comunicazione. Purtroppo ieri mi ha chiamato un collega della zona proprio di Caprile Saviner, molto preoccupato perché gli hanno riferito che stanno arrivando disdette in zona Valpettorina, purtroppo, perché la gente pensa che sia tutto chiuso, perché la gente pensa che la funivia sia chiusa, invece non è vero. La tragedia della Marmolada è stato un trauma collettivo, ma attenzione a non creare danni al tessuto economico delle terre alte. Questo è il messaggio degli albergatori bellunesi, della Gordino in particolare. I sentieri nella zona veneta sono tutti aperti e percorribili. L'unica cosa che è chiusa è il ghiacciaio, dove c'è la situazione di potenziale pericolo. L'unica zona chiusa è il ghiacciaio, tutto il resto è tutto aperto. Il passo Fedele è aperto, i rifugi sono aperti, la funivia, ripeto, è aperta. Quindi si sta facendo un po' la solita, spesso mala comunicazione. La stagione va avanti non come nulla fosse accaduto, pretendiamo il rispetto di quelle 11 persone.
Se la gente viene solo per vedere il luogo della tragedia, allora è meglio che se ne stia a casa. Contro il turismo del macabro si era schierato con forza lo stesso presidente del Veneto Luca Zaia, tornato in queste ore sulla necessità di regole condivise e uniformi sui ghiacciai, ma con alcune premesse. Pensare di arrivare a regole ferree significa spostare la responsabilità in capo al pubblico, alle istituzioni, e toglierla ai singoli che sono liberi di decidere. Non so quale sia il giusto mix tra le indicazioni, anche perché poi immagino che se cominci a fare bollettini, se poi accade qualcosa, tutti diranno il bollettino diceva che non doveva accadere nulla. Il tema di mettere tutta la montagna sotto delle regole diventa assolutamente impraticabile, impossibile. Poi guardate, siccome queste robe in Italia si trasformano in scartoffie, la via dell'autotutela finirà che ci porta bollini rossi dappertutto, così nessuno dove rispondere. Intanto, sulla zona della tragedia le ricerche procedono. Tutte le 11 vittime sono state identificate e riconosciute, ma ci sono ancora dei resti da recuperare. Terminata la fase 1 iniziamo la fase 2 di ricerche che si svolgerà con i droni e con ogni 3 giorni con i cani e del personale a terra, però questo ogni 3 giorni il personale a terra con i cani. Questa fase 2 durerà 10 giorni. Passati 10 giorni si deciderà poi da farsi. Parliamo adesso di disservizi all'aeroporto. Sarà un'estate critica, ognuno dovrà fare dei sacrifici, passeggeri compresi. A dirlo è il presidente di SAVE. Non è un sistema che è, come è stato scritto qualche volta, al collasso. È un sistema che sta sotto pressione, ci sono e ci saranno per tutta l'estate difficoltà. Il presidente di SAVE non parla di collasso, ma di una situazione che resterà critica tutta l'estate. Dopo i disagi delle ultime settimane all'aeroporto Marco Polo, con i passeggeri in coda per ore, scioperi di varie compagnie aeree, voli cancellati, Marchi fa il punto. È una situazione che io non ho mai visto in 22 anni di attività in aeroporto, e che è la conseguenza del Covid, della pandemia, di quello che si è creato in termini di stili di vita, di situazioni dovute a quello che stiamo vivendo sullo scacchiere internazionale. E dobbiamo abituarci ad avere un'estate più complicata di quella che eravamo abituati ad affrontare quando si andava a fare un viaggio aereo, sapendo che tutti coloro che lavorano nel mondo del trasporto aereo ce la stanno veramente, vi assicuro, mettendo tutta per dare il massimo. Alla base di questi disagi la mancanza di personale, spesso denunciata ultimamente dai sindacati, che arriva anche a toccare numeri sconcertanti. Mancano diverse decine di persone ed è una mancanza di personale aggravata anche dal fatto che ci sono una recrudescenza di malati per il Covid. Certi giorni in aeroporto mancano anche 100 persone, ci sono i singoli handler a cui mancano 20-30 persone. È da sottolineare che noi stiamo come Paese, non solo noi a Venezia, ma come Paese stiamo reagendo bene a tutta questa situazione che è data in Europa, e questa volta ne stiamo uscendo meglio di altri paesi che tradizionalmente vantano un'efficienza maggiore della nostra. Nei giorni scorsi, ha aggiunto Marchi, un volo programmato da Venezia ad Amsterdam è partito vuoto con i passeggeri presenti a Tessera perché l'aeroporto della capitale olandese aveva avvertito che non sarebbe stato in grado di riceverli. Tra i consigli che il presidente dà, quello di viaggiare dove possibile con bagaglio a mano. Questo è un consiglio che non diamo solo noi, ma che ha dato il Ministro dei Trasporti pochi giorni fa e l'ENAC. È evidente che in una situazione come questa, quando soprattutto si affronta un viaggio nazionale, un viaggio di corto o medio raggio, magari è meglio eliminare qualche cosa, un vestito in più, e cercare di essere sicuri di arrivare con quello che serve. I carabinieri del nucleo tutela patrimonio culturale, e ci spostiamo adesso a Vicenza, hanno ritrovato e restituito una preziosa statua e tracciano il bilancio di un anno della loro attività. Arzignano,
Anche questa preziosa statuetta lignea, recuperata dai carabinieri del Comando Tutela Patrimonio Culturale, è stata restituita alla Repubblica Francese, insieme ad altre opere recuperate sul territorio nazionale dai carabinieri dell'arte della Regione Veneto. La statuetta, dell'altezza di 88 cm, era stata rubata nel dicembre del 2004 nella chiesa Saint-Pierre-de-Couan, nel dipartimento di Pas-de-Calais. Grazie allo scambio telematico di informazioni con l'Interpol è scattata la ricerca con l'avvio dell'operazione San Leonardo, che ha permesso ai carabinieri specializzati il recupero della preziosa opera d'arte nel Vicentino. È solo una delle principali operazioni svolte nel territorio regionale nel corso dell'ultimo anno di attività. I furti di beni di interesse artistico e culturale sono diminuiti complessivamente del 27%, passando dai 33 del 2020 ai 24 del 2021. L'attività repressiva del nucleo nel frattempo è più che raddoppiata, si è passati dalle 19 persone denunciate nel 2020 alle 45 denunciate nel 2021. In aumento dell'80% i controlli effettuati, che nell'ultimo anno sono stati 454. Ci fermiamo per un piccolo break pubblicitario, torneremo fra poco con tante altre notizie di cronaca, l'attualità, i nostri approfondimenti e i collegamenti dal territorio. A fra poco. Sono quasi le 12:30, ben ritrovati in diretta con Focus TG. Continuiamo con la nostra pagina di cronaca, una pagina di cronaca che ci porta adesso a Borgo Rico per parlare di un devastante incendio a un capannone. Le fiamme sono divampate nella notte tra sabato e domenica nella ditta Idrobase Group in via Manzoni a Borgo Rico, specializzata nella produzione di macchine e accessori per il mercato dell'acqua in pressione. I pompieri arrivati da Padova e Cittadella con 3 autopompe, 2 autobotti, un'autoscala, il carro aria e 20 operatori sono riusciti a limitare le fiamme a circa 500 metri quadri dello stabile, evitando così un incendio generalizzato. Tuttavia il rogo ha provocato danni ingenti, rendendo inagibile il capannone. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per capire insieme ai vigili del fuoco le cause del rogo. Ancora una rissa a Noventa Padovana, in mezzo alla strada, nella frazione di Oltrebrenta, identificati i protagonisti per i quali il sindaco chiederà il DASPO. Un tranquillo weekend di paura a Oltrebrenta, frazione di Noventa Padovana ai confini con Stra. Sabato sera una decina di nigeriani si sono sonoramente picchiati usando bottiglie, ma anche sedie e tavolini di un incolpevole bar. Alcuni di loro sono caduti sulla sede stradale, un miracolo che non siano stati investiti. Una rissa che era incominciata, così mi dicono, da Stra il giorno prima, tra l'altro con tanto di video filmato anche là, in pieno centro di Stra, e il giorno dopo si è ripetuta una scena che era ancora più incredibile perché hanno bloccato di fatto il traffico in centro strada, quindi ci sarebbe anche il reato di interruzione di pubblico servizio. E quindi è un fatto gravissimo, molto grave, e non è l'unico fatto perché era già successo in passato. Oltrebrenta, spiega Bano, per questo fatto non si può definire una terra di nessuno. Ci sono zone residenziali e stranieri educati che chiedono di vivere in sicurezza. In passato i controlli sono stati carenti. Noi abbiamo scoperto decine e decine di finte residenze, è la punta dell'iceberg. Adesso provvederemo, appena diventerà operativa la centrale operativa di polizia locale, e sistemeremo una convenzione con altri 3 comuni. Incominceremo a fare dei controlli in maniera molto puntuali, soprattutto sui primi palazzi qua, dove ci sono una presenza molto forte di immigrati, di cui non sappiamo le generalità. I protagonisti della rissa di sabato sera sono stati tutti identificati. Quello che chiederò immediatamente, ho già mandato la lettera al prefetto, la richiesta del prefetto perché venga comitato il comitato di sicurezza, e sarà il DASPO urbano, cioè io queste persone non le voglio sul territorio, assolutamente, su questo punto qua proprio tolleranza zero. Noi siamo molto accoglienti per le persone che vengono qua e si comportano bene, che hanno delle famiglie e che lavorano. Tutto il resto qua spazio non ce n'è, questo era un film precedente, adesso basta. Fiamme all'esterno di un ristorante in piazzetta San Parisio, siamo a Treviso, l'ennesimo incendio nel giro di poche settimane. Le indagini si concentrano su un 50enne che venerdì scorso sarebbe stato allontanato proprio dal locale che poi è stato dato al fuoco.
Un mese e mezzo fa circa, qui nel portone qui del nostro vicino, la stessa cosa, identica. Nuovo raid del piromane di San Parisio e non è escluso si tratti dello stesso che il 25 maggio incendiò l'ingresso dell'abitazione di uno dei titolari dell'osteria Muscolis, Fabio Tambarotto. Alle 4 di questa mattina le fiamme si sono levate alte all'esterno del locale Chimeia, sul lato che si affaccia proprio sulla piazzetta. Ingenti i danni sia al plateatico, che era stato cosparso di benzina e quindi incendiato, che agli infissi. Danni anche all'interno, alle cucine, tanto che il ristorante sarà costretto ad alcuni giorni di chiusura. I vigili del fuoco sono riusciti a evitare che le fiamme intaccassero l'abitazione accanto. Commercianti, residenti, gli stessi ambulanti che al mattino vendono frutta e verdura sono fortemente preoccupati. Mi fa male, tanto, perché sono queste persone si vedono in giro, si sa anche chi è. Per fortuna il sindaco, tramite le telecamere, che hanno aperto le telecamere, sono riusciti anche a capire chi sono queste persone e purtroppo bisogna fermarle, non si può fare altro. Si ha anche paura, no? Ma tantissimo, ma tanto. Adesso stiamo analizzando con la polizia locale e con la questura le immagini della videosorveglianza per risalire al responsabile. Spero che una volta per tutti venga fatta giustizia, nel senso che se confermati quelli che sono i sospetti, questa persona venga fermata, perché insomma, gli episodi e le denunce ormai cominciano ad essere davvero tante e la gente ha bisogno di avere fiducia nei confronti della giustizia, e la fiducia la si ottiene anche fermando questo tipo di episodi. Il sindaco si è recato sul posto di persona. Le indagini della squadra mobile si concentrano su un 50enne trevigiano. È ora di mettere la parola fine a questi episodi. Se la persona che sembra essere sospettata è sempre la stessa, credo che un segnale forte da parte delle istituzioni ci voglia. Parliamo adesso di un vero e proprio atto vandalico contro l'ambiente. È successo a Torri di Quartesolo. Un atto vandalico, di violenza ambientale, di inciviltà. Questi piccoli angoli di paradiso sono stati trasformati in un inferno inquinato. Siamo nelle oasi silenziose abitate dalle cicale lungo il fiume Tribolo a Torri di Quartesolo. E proprio in 2 punti di questa zona è stato lanciato questo materiale. Sono rotoli di confezioni che vengono usate dall'industria per confezionare i prodotti. Ci sono vari tipi di materiali, sono soprattutto degli accoppiati, carta, alluminio o plastica alluminio. Sul posto è intervenuta la polizia locale. Qui siamo ai margini di Via Po, dove questi rotoli sono stati gettati lungo la scarpata e abbandonati in mezzo a questo piccolo bosco. Ma la situazione peggiore forse è quella di Via Tribolo, dove i vandali hanno fatto rotolare questi rifiuti giù fino a dentro l'acqua. La posizione di questi scarichi, di questi rotoli scaricati, è una posizione non troppo logica per uno che si voglia solo liberare di materiale che non gli serve più, ma è più che altro fa pensare a un atto di vandalismo. Scaricare dei rotoli dentro in un corso d'acqua, farli rotolare, significa proprio voler fare danno. In effetti, chiunque sia il responsabile non si è limitato a scaricare il materiale in modo irregolare in una piazzola ai lati della strada. No, è andato oltre, lo ha fatto ruzzolare volutamente, lasciando che le confezioni si srotolassero per decine di metri fino a immergersi in acqua. Stiamo parlando di una trentina di rotoli molto pesanti, messi insieme si tratta di quintali. Chi se ne è disfatto ha realizzato il suo piano nel modo più incivile possibile, creando danni ambientali e rendendo molto complicato anche il recupero. Questa cosa è una cosa che ci ha fatto arrabbiare tantissimo, perché appunto la consideriamo un fatto di spregio, un fatto di vandalismo, e quindi siamo impegnatissimi a trovare i responsabili e punirli in maniera adeguata. E adesso nel prossimo servizio vi raccontiamo una storia forte, una storia destinata anche a lanciare un messaggio e a lasciare un segno. La storia è una sfida, quella di una ragazza di 20 anni padovana che ha deciso di sfilare con gli abiti che indossava la sera in cui 3 anni fa subì delle molestie da parte di un uomo. La decisione di lanciare questo messaggio e di farsi promotrice proprio di una campagna contro la violenza sulle donne è nata dopo che una sua amica le aveva detto
qualche giorno fa. Se vai in giro vestita così, te le cerchi. Una giacca militare, una maglietta nera a maniche lunghe e dei pantaloni neri larghi fino alla caviglia e delle scarpe normalissime sportive. Infatti un abbigliamento normale purtroppo ha scatenato lo stesso un'aggressione. 3 anni fa Martina, all'epoca 17enne, era vestita così quando uno sconosciuto l'ha avvicinata, l'ha molestata cercando di violentarla mentre stava andando al compleanno di un amico. Un episodio che ha segnato la vita di questa ragazza padovana che ha deciso di raccontarlo durante l'evento Miss Venice Beach a Jesolo, sfilando in passerella con gli abiti che indossava la sera della tentata violenza. La decisione di ricordare quanto è accaduto è arrivata quando una settimana fa un'amica, preoccupata che potesse ricevere apprezzamenti non graditi, le ha detto una frase che l'ha fatta riflettere: se vai in giro vestita così potrebbe succederti qualcosa, ma non ci si deve sentire in colpa per l'abbigliamento, certe cose non devono succedere a prescindere da quello che si indossa, ha detto la ragazza dal palco dell'evento. Il mio messaggio era assolutamente non importa come una persona è vestita, perché nella mente dell'aggressore potrebbe comunque scattare lo stimolo di molestare, appunto, di una molestia. E Martina, la sera che è stata molestata, così come l'altra sera in passerella, vestiva con una giacca, maglia e pantaloni. L'abbigliamento non c'entra, ribadisce la studentessa. Una donna deve sentirsi libera di indossare ciò che vuole, senza temere di essere violentata. Purtroppo esiste ancora un pregiudizio sull'abbigliamento che porta spesso le donne vittime di violenza a sentirsi in colpa. Devo ammettere che se fossi vestita con un vestito avrei avuto un po' di senso di colpa, anche se sinceramente non avrei dovuto, ed è una cosa che non dovrebbe accadere. Ognuno dovrebbe vestirsi come gli piace senza aver paura di un'aggressione. Il racconto di Martina è stato applaudito a lungo e la sua storia ha raccolto la solidarietà delle altre ragazze. Mi hanno detto appunto che era un fatto molto importante da raccontare, che avevo avuto coraggio e che probabilmente molte di loro forse non avrebbero reagito. Hai avuto tanti applausi anche. Sì, devo dire, non me l'aspettavo assolutamente, ho cercato di essere più seria possibile perché volevo che il messaggio non perdesse valore e rimanesse impresso. Restiamo a Padova, poco lontano da dove la nostra collega Valentina Visentina ha raccolto le parole di questa importante testimonianza per un'altra emergenza di tutt'altro tipo, chiaramente, perché in questo caso parliamo della moria delle edicole. Ebbene, ne chiude un'altra a Padova. Noi non possiamo più lavorare perché va a fare accumulo di reddito, cioè è un lavoro che va per i giovani, non per i pensionati. Dopo 36 anni di lavoro, Francesca, 68 anni, e il marito Livio, 75, titolari dell'edicola di Pontecorvo, chiudono l'attività. È arrivata la meritata pensione e così hanno deciso di cedere la storica edicola. Da gennaio, da quando hanno appeso il cartello vendesi, non ci sono però state offerte di acquisto. Spaventa forse l'orario, ma nessuno ti regala niente per niente. Un sacrificio bisogna farlo nella vita. Se vuoi realizzare qualcosa, se non hai lavoro, cerca di darti da fare. Gioventù che non vuol fare questa vita, ma sbagliano perché è un lavoro come un altro e una famiglia ci vive bene. L'attività ha un bilancio inattivo, ma manca la voglia di fare qualche sacrificio. L'orario di apertura presto il mattino e tanti servizi a cui Francesca e Livio avevano abituato i clienti più affezionati e magari anche quelli più anziani. Mio marito alle 7 di mattina con lo scooter va a 50 famiglie che porta i quotidiani, le riviste tutte le mattine. Vento, piova, neve. L'edicola si trova in un punto di passaggio strategico vicino all'ospedale, a pochi passi dalla Basilica del Santo, un punto di riferimento per chi va a pranzo in questa zona. Da lunedì 18 luglio però le serrande si abbasseranno per sempre. Ogni tanto una lacrimuccia qui clienti cade. Cosa le dicono i clienti? Ah, di tutto, perché ci dispiace, voi avete ragione, ma noi come facciamo? Cioè, regali che ci portano, perfino i regali, emozionante.
E adesso ci fermiamo per un altro piccolo break pubblicitario, rientriamo fra pochissimo. Ben ritrovati a Focus TG, ben ritrovati a tutti, siamo in diretta e siamo pronti anche a spostarci dallo studio, rimaniamo però in zona Padova, in provincia di Padova, anzi siamo in zona brusegana con la nostra Valentina Visentin che vedo in collegamento per parlarci di alcuni lavori importanti. Valentina, buongiorno, a te la linea. Sì, buongiorno, quello che vedete alle mie spalle è il cantiere del bacino di laminazione che metterà in sicuro la zona di Brusegana quando ci saranno piogge. Si spera anche in questo periodo di siccità che comunque le piogge arrivino, ma quando arriveranno le piogge abbondanti il quartiere di Brusegana era quello più a rischio in città, dove si verificavano numerosi allagamenti. L'amministrazione aveva annunciato che sarebbe stato realizzato questo bacino di laminazione. Con la vice sindaco Michalizzi ora capiamo a che stato sono i lavori. Sì, dalle parole ai fatti, dalla programmazione ai cantieri, e qui siamo alle prese con un cantiere che si è complicato anche nel frattempo, perché nella parte in cui stavamo realizzando il bacino di laminazione siamo all'ingresso del quartiere ovest, lungo la tangenziale, lungo Corso Australia, dove stavamo realizzando la laminazione. La vasca abbiamo trovato disseppellito dell'amianto, quindi abbiamo dovuto riformulare i programmi per mettere in sicurezza l'area dal punto di vista ambientale e quindi anche cambiare la zona di scavo. Un'operazione che ha significato uno studio più particolare, più attento sull'area, ma che non ha messo a repentaglio, non ha messo in discussione l'obiettivo, quello di mettere in sicurezza dal punto di vista idraulico la zona di Padova Ovest, che come giustamente si diceva oggi è la zona più fragile della città da questo punto di vista e sulla quale quindi servono infrastrutture. C'è un coordinamento che vede seduti al tavolo il Comune di Padova, il Genio Civile e il Consorzio di Bonifica, tutti gli enti insieme ad Acegas, APS e AMGA con i quali gestiamo le acque in città. Stiamo portando avanti un protocollo che prevede tutta una serie di lavori per mettere in sicurezza questa zona. Il Comune è già nella parte operativa, pratica, esecutiva, e quindi noi stiamo già realizzando le nostre opere, superando anche i problemi che troviamo. Grazie allora Vice Sindaco Michalizzi, restituisco la linea allo studio. Grazie a Valentina Visentin. Noi continuiamo a parlare di tematiche legate non solo ai lavori ma soprattutto ai fiumi, alle acque e di riflesso anche a quello che è l'allarme siccità nel nostro territorio. Ebbene, come sta il Brenta? Una domanda che i volontari di Lega Ambiente si sono fatti, a cui abbiamo provato a dare una risposta. A parte la scarsa quantità, la qualità dell'acqua del Brenta non preoccupa, lo dice Lega Ambiente del Veneto, i cui volontari hanno raccolto campioni di acqua del fiume che sono stati poi analizzati dall'ARPAV. Da un certo punto di vista un segno rincuorante, dall'altra parte però la siccità che vediamo anche alle nostre spalle ci dà un messaggio chiaro che gli inquinanti non arrivano al fiume perché non abbiamo l'acqua. Quali inquinanti vengono valutati maggiormente? In particolare il dato che noi diamo oggi, che abbiamo monitorato in tutta la campagna, è quello degli Escherichia coli, batteri fecali sostanzialmente, che sono una tipologia di inquinante che ci dà il chiaro segnale di una mancata o scarsa depurazione o dell'apporto troppo importante di affluenti che vengono dal mondo dell'agricoltura, perché parliamo di deiezioni animali. Ecco, e poi ovviamente immaginiamo dal mondo dell'industria, dal settore secondario e dall'agricoltura quanto contribuiscono allo stato di salute più o buona salute del nostro Brenta in questo caso. Ecco, quello è uno stato di salute chimico che ci racconta benissimo ARPAV, che noi abbiamo indagato ricercando glifosate e ftalati, quindi uno riconducibile al mondo dell'agricoltura. Il glifosate è un erbicida in particolare, ma anche del
diciamo nel mondo, nell'ambito urbano purtroppo ancora utilizzato. Gli ftalati invece sono un agente plastificante, quindi utilizzato nel mondo dell'industria, ma già la stessa ARPAV ci racconta di uno stato chimico su cui porre molta attenzione, perché sono molti gli inquinanti emergenti così definiti o prioritari, tra cui ricordo i PFAS, la famiglia dei PFAS, noti a tutti ormai in Veneto, i vari PFOS e via discorrendo, che si riscontrano ormai, ARPAV ci racconta, in molti dei nostri corsi d'acqua. E a proposito di fiume Brenta, guardate cosa è successo a Tezze sul Brenta. Quando si dice vedere il bicchiere mezzo pieno e trasformare le avversità, in questo caso la siccità, in occasioni vantaggiose. Ne sa qualcosa una coppia di residenti a Tezze sul Brenta che, approfittando del periodo di siccità del Brenta in collaborazione con l'ufficio ecologia del comune, ha deciso di avviare una raccolta rifiuti nel letto del fiume. Un'iniziativa che è stata appoggiata e sostenuta da almeno una ventina di persone, tra cui anche famiglie con bambini, al lavoro per ripulire l'area sotto il ponte di Tezze in prossimità del Parco dell'Amicizia. Dalle immagini si può ben vedere il quantitativo di sacchi riempiti, soprattutto di plastica, che i soliti incivili hanno gettato nelle acque del fiume. E proprio il Comune, nell'ottica della tutela del nostro ambiente, nei prossimi giorni avvierà una nuova raccolta nel tratto del fiume verso Cartigliano. E a proposito di siccità, siamo andati in un'azienda agricola specializzata insomma, nella coltivazione di aree destinate all'alimentazione del bestiame per cercare di capire quanto profonda è la crisi che stanno vivendo. Vediamo. Conseguenze ben visibili della siccità. Ecco un campo di girasole con le piante cresciute normalmente e poco vicino. Qui cosa è successo invece a queste piantine di girasole? Queste piantine di girasole hanno avuto la sfortuna di essere seminate 10 giorni dopo delle altre e qui non ha più piovuto e la siccità non le ha fatte germinare, non le ha fatte nascere. Quelle poche che sono nate mezze sono morte appunto per mancanza di acqua e tantissime non sono riuscite a uscire per la crosta che si è formata sulla superficie. Infatti se vediamo ci sono delle crepe enormi nel terreno e abbiamo una piantina ogni metro anziché ogni 20 centimetri come dovrebbe essere. Senta, ma allora non si è riusciti nemmeno con l'irrigazione a salvare questo campo, questa semina, questo prodotto, il vostro lavoro e ciò che ci si aspettava che poi uscisse? Il problema è che abbiamo fatto una prima irrigazione e poi non abbiamo più avuto acqua, cioè manca l'acqua, manca la possibilità di far partire gli impianti e irrigare il terreno. Eccoci sul campo di erba medica, cioè sembra che sia passato un rullo sopra. Certo, questa è l'erba medica che abbiamo seminato in primavera, dovrebbe esserci erba medica e invece ci sono solo erbacce. Dovresti immaginarvi un tappeto come un grande prato. Come un grande prato, esatto, invece è semplicemente secco e qualche piantina di erba medica. Quelle altre che sono nate, essendo giovani e non avendo la radice che scende in profondità, sono morte. Che annata agraria ci dobbiamo aspettare nel Padovano e non solo, insomma anche nei dintorni, insomma nelle province magari limitrofe? A macchia di leopardo, nel senso che, allora, generalizzato una riduzione delle rese e quindi una riduzione dei profitti delle aziende agricole. Su questo noi stiamo chiedendo interventi urgentissimi al governo perché si sta ponendo in dubbio, anzi molte aziende hanno già deciso di non fare il secondo raccolto, proprio per la questione della siccità. O si interviene tutelando l'agricoltura e gli imprenditori agricoli, i contadini, oppure ci troviamo in difficoltà per settembre-ottobre sicuramente. Ci stiamo avvicinando a una specie di stato di calamità per l'agricoltura padovana. Assolutamente, c'è uno stato di calamità che è dovuto anche a una mancanza di progettazione degli ultimi anni. Noi stiamo ribadendo che è necessario pensare a una rete di invasi diffusa nel territorio utilizzando le cave e i posti dove è possibile raccogliere l'acqua in modo da poterla trattenere nel momento in cui ci sono le precipitazioni e rilasciarla nel momento necessario per l'agricoltura. Ci spostiamo adesso sul Lido di Venezia che presenta i suoi progetti e le carte in tavola all'insegna della sostenibilità e del rispetto ambientale.
Più risorse per le piste ciclabili, per le quali saranno investiti più di 2.900.000 euro, con un percorso ciclabile che collegherà tra l'altro interamente il Lido a Pellestrina, un nuovo impulso alla raccolta differenziata e la novità assoluta di una gara podistica del circuito di Venice Marathon che domenica 25 settembre debutterà al Lido di Venezia e si disputerà interamente sulla spiaggia. Così il Lido presenta le sue carte in tema di sostenibilità. La rete di trasporto pubblico locale completamente elettrificata, il Lido di Venezia da parte dell'amministrazione ha iniziato appunto un'opera di far diventare il Lido green. Da questo punto di vista c'è una raccolta differenziata molto avanzata, è prevista la costruzione di una pista ciclabile che dal Lido andrà fino a Pellestrina. È prevista una mobilità di biciclette e quindi anche della possibilità di posteggiarle molto elevata, quindi tutta una serie di iniziative da parte dell'amministrazione per rendere sempre più fruibile, sempre più green il Lido. La conferenza dei sindaci del litorale della Costa Veneta ha fatto dunque tappa al Lido, guidata dalla presidente della conferenza dei sindaci e sindaco di Cavallino Treporti Roberta Nesto. Il summit del mare porta una bella ventata di novità e anche un pizzico di sana competizione tra le nostre località balneari. Evento importante per la sostenibilità, questo tema fondamentale per il nostro futuro ma anche per il nostro presente. Le celebrazioni per la beatificazione di Papa Albino Luciani si svolgeranno il mese di settembre, insomma, suddivise in 3 tempi, quindi ci sono adesso delle linee guida, c'è il programma, scopriamo tutto nel prossimo servizio. Dico che questo evento della beatificazione di Giovanni Paolo I viene in un tempo un po' che ci ha scosso, ci ha messi alla prova e vedo che questa davvero è una beatitudine che riceviamo, un dono davvero che ci incoraggia e ci dà fiducia. Un segnale di speranza in un momento travagliato, così il vescovo di Belluno Feltre guarda alle celebrazioni per la beatificazione di Papa Albino Luciani nelle ore in cui la Santa Sede ha comunicato il programma definitivo. Si parte sabato sera 3 settembre con una veglia di preghiera nella Basilica Romana di San Giovanni in Laterano, il giorno dopo l'evento clou in Piazza San Pietro con il rito presieduto da Papa Francesco. La petizione per la beatificazione sarà letta davanti al Pontefice e ai fedeli proprio da Monsignor Marangoni. Mi emoziona il trovarmi qui nella sua diocesi dove è nato, dove ha operato, è stato ordinato prete, poi qui chiamato ad essere vescovo della diocesi di Vittorio Veneto. Quindi sento che c'è qualcosa che ci accomuna, che attrae, che devo ancora ben elaborare dentro di me. A una settimana dalla beatificazione, la messa di ringraziamento da Roma al cuore della Gordino. Domenica 11 facciamo una celebrazione solenne di ringraziamento, celebrandola insieme la prima volta la messa al Beato a Canale d'Agordo in piazza assieme alla diocesi di Vittorio Veneto e al Patriarcato di Venezia. Sarà presieduta dal Patriarca Francesco. Un evento di fede e di territorio, sottolinea Marangoni, per un personaggio che resta unico quanto amato in tutto il mondo. Penso che questo coinvolgimento sia segno proprio molto bello, anzi una manifestazione di quello che la Chiesa ha voluto, cioè riconoscere la sua santità di vita. Cambiamo decisamente argomento, torniamo a parlare di sicurezza e di degrado. Bivacchi e senza tetto che dormono in piazza Gasparotto a Padova, la denuncia della consigliera leghista. Vediamo. Piazzetta Gasparotto, dormitorio a cielo aperto. La denuncia arriva dalle foto divulgate dalla consigliera comunale padovana della Lega, Eleonora Mosco. In questi scatti si vedono alcune persone dormire nel degrado e bivacchi distribuiti al centro della piazza e sotto gli androni dei palazzi. Le segnalazioni parlano chiaro, c'è un panorama desolante di grande sofferenza umana oltre che di decoro urbano. Dal 2017 ci sono una serie di iniziative realizzate da alcune realtà associative di Padova
che dimostrano di fatto di non essere per nulla efficaci. Proprio perché la situazione è evidente, c'è un dormitorio a cielo aperto che necessita di un intervento immediato da parte dei servizi sociali. Secondo le informazioni raccolte dalla capogruppo in Consiglio Comunale del Carroccio, sarebbero circa una dozzina i senzatetto che cercano un giaciglio notturno in questo angolo della città, una zona popolata di giorno con gli uffici ma che di sera invece si spopola. Sofferenza umana e degrado urbano proprio a 2 passi dagli uffici dei servizi sociali comunali, dice Mosco, che chiede a Margherita Colonnello, appena nominata assessore al sociale, di prendere in mano la situazione. Proprio davanti alla sede dei servizi sociali ci sia un problema sociale enorme e che è il simbolo purtroppo di una città dove le persone più fragili vengono abbandonate a loro stesse. Questo è un problema strutturale che va preso in mano e che purtroppo dimostra come ci sia stato un fallimento da parte di questa amministrazione in un tema così delicato come quello delle marginalità sociali, che sta aumentando sempre di più. Dall'assessore Colonnello arriva la risposta. L'amministrazione sta investendo in un luogo che ovviamente si è degradato nel corso del tempo, ma grazie alla socialità e all'attivismo sia dei servizi sociali che vi hanno riaperto degli uffici, sia delle associazioni che insistono su quel territorio, sta gradualmente tornando ad avere una vita sociale importante e quindi anche un presidio di sicurezza per tutta la comunità. È indubbio che c'è ancora molto da fare e invito la collega Mosco ad offrire risposte piuttosto che a porre domande pretestuose, anche perché, come sappiamo, il tema dei senza piste dimora, a prescindere da Piazza Gasparotto, è un tema più largo su cui la nostra amministrazione sta investendo anche con i fondi del PNRR. Servono delle azioni strutturate, ma ci sono già in campo, c'è in piedi una task force anche con le forze dell'ordine. È indubbio che il posto, si presta purtroppo anche ad alcuni episodi spiacevoli, ma veramente come amministrazione stiamo investendo tutte le nostre energie per migliorarlo. Piccola pausa pubblicitaria, rientriamo fra pochissimo. Ben ritrovati a Focus TG, continuiamo con le nostre notizie dal territorio, ci spostiamo a Marostica per parlare di messa in sicurezza del territorio collinare. A Marostica proseguono serrati i lavori di messa in sicurezza dopo le frane che si sono verificate negli ultimi tempi. Un territorio fragile, sempre più fragile, a rischio, per cui non si può abbassare la guardia. Attualmente tutti e 7 i cantieri sono in buono stato di avanzamento, per 3 di questi di fatto siamo al completamento al 90%, manca soltanto l'asfaltatura per la sistemazione di quello che è il manto stradale, mentre per gli ulteriori 4 abbiamo già tutte quante le frane in sicurezza perché sono stati inseriti i micropali con anche le gettate di questi. Si sta aspettando il tempo tecnico dei tiraggi e poi si provvederà alla cordonatura e l'asfaltatura. Ecco, questi sono lavori che diventano fondamentali perché abbiamo visto in tempi anche recenti proprio le problematiche legate a questo rischio. Sì, tutto il territorio della Pedemontana è un territorio estremamente fragile, bellissimo ma estremamente fragile. Serve una continua manutenzione con costanza sia di quella che è la rete scolare secondaria, quindi tutti quanti i dossi, le caditoie delle aree collinari, ma soprattutto bisogna cercare di arginare i fenomeni franosi e noi stiamo prendendo alcune situazioni pregresse di fatto a quello che era il nostro mandato e altre invece, la maggior parte, sono del periodo del 2020. E adesso ci spostiamo a Mogliano, siamo in provincia di Treviso, cittadini esasperati per la presenza di forti odori dal terreno. Vediamo. Questa puzza va avanti da più di un mese e mezzo, nonostante le lamentele che abbiamo fatto, vedo che non si risolve niente. Ma la sera peggiora. Speriamo che fanno veramente qualcosa e non solo chiacchiere. Dobbiamo chiudere tutto, io ho dovuto chiudere tutto, siamo rimasti chiusi in casa, serrati.
L'odore resta forte all'altezza del civico 10 di via Rosmini a Mogliano. Da quando la vecchia abitazione è stata abbattuta nel 2019, il problema si ripropone ciclicamente, come nelle ultime settimane. Le esalazioni all'epoca si erano sprigionate dal terreno sottostante al fabbricato demolito. Le prime indagini avevano confermato la presenza di inquinanti come alifatici clorurati e idrocarburi in quantità superiore ai limiti di legge, probabilmente scarti industriali degli anni 50. È un terreno privato, la Regione ha fatto la sua parte con un finanziamento di oltre 700.000 euro, c'è tutto un meccanismo di valutazione dei rischi, di valutazione degli inquinanti che ha dei tempi purtroppo un po' lunghi, e mi rendo conto che sono lunghi, ma le analisi devono essere fatte in maniera corretta. Il giorno 18 e 19 c'è già non l'ordinanza, ma diciamo la chiusura della strada per permettere ai camion di transitare, e il trasporto di tutto il materiale inquinato si concluderà entro quei 2 giorni. Dal canto suo in queste ore l'opposizione chiede di più, ovvero un'ordinanza urgente da parte del sindaco con tempi certi. L'esasperazione è tanta e c'è chi, dicono, accusa malesseri, nausea e mal di gola. Nei prossimi giorni presenteremo un'interpellanza urgente in Consiglio Comunale per verificare insieme cosa è andato storto e come mai i lavori che dovevano durare 2 giorni stanno durando più di un mese, a discapito, lo ripetiamo, della salute di chi vive in quest'area. Risponde indirettamente lo stesso vice sindaco. Le analisi fatte dall'USL ci dicono che non c'è un pericolo per la salute, c'è un disagio, e questo non bisogna dire che non c'è un disagio. Noi stiamo cercando di fare in modo che tutti i tempi siano rispettati. Un'ordinanza fatta in questo momento allungherebbe i tempi. Parliamo adesso di sanità e anzi iniziamo col parlare di salute, perché guardiamo insieme il report che ci fornisce Azienda Zero, report per dare un'occhiata alla fotografia dell'andamento del contagio Covid nel nostro territorio. Ebbene, il delta dei casi positivi, come vi ho annunciato poco fa nel corso della nostra diretta, fa segnare un quasi più 14.000 nuovi casi Covid intercettati nelle ultime 24 ore, per l'esattezza 13.975. È chiaro che, come sempre, come avete ormai imparato a capire nel corso di questi 2 anni di pandemia, i dati di inizio settimana, quelli del lunedì e del martedì, risentono anche di quello che è stato poi il weekend, cioè rallentamenti nei appunto inserimento dei dati e quant'altro, quindi nel monitoraggio, nella raccolta di dati sabato e domenica, che si ripercuotono il lunedì con dati generalmente bassi e il martedì con dati generalmente più alti, proprio perché comprendono quelli non inseriti nella tabella di lunedì. Insomma, un giro di parole per dire che i dati aumentano, ma questo dato di 14.000 è probabilmente figlio anche di dati più bassi rilevati nei giorni scorsi. Diamo un'occhiata anche agli altri numeri del report, che fanno segnare un più 31 per quello che riguarda i ricoveri in area non critica. Crescono anche le terapie intensive, più 5, e purtroppo dobbiamo segnalare anche oggi il decesso di 11 persone. Questa la fotografia, l'andamento del Covid in Veneto, ma il Covid, adesso ci spostiamo nel bellunese, fa segnare numeri preoccupanti. I casi aumentano per la 3ª settimana consecutiva, aumentano anche in maniera importante gli accessi ai punti tampone. Abbiamo un afflusso importante al punto tamponi. Chiedo alle persone di prenotarsi, noi abbiamo aperto le prenotazioni, c'è la possibilità di prenotare anche per evitare quei disguidi che stiamo registrando in questi giorni. Così come stiamo registrando una adesione molto alta
oltre le aspettative, alla campagna vaccinale per le persone over 80. Questo è il duplice effetto dell'aumento dei casi Covid in provincia di Belluno, dove la curva è in salita per la terza settimana consecutiva. 1788 le nuove positività nei 7 giorni per un'incidenza di 896 casi su 100.000 abitanti, dato va detto inferiore alla media nazionale di 1117. Questo però ci deve tenere allerta, dobbiamo capire che il virus, l'Omicron 5, sta girando molto velocemente. Abbiamo 42 persone ricoverate nei nostri ospedali, alcuni per il Covid, altri con il Covid. Sono ricoverati per altri motivi, ma li scopriamo positivi. I Covid Point restano dunque pienamente operativi. In una sola settimana i test somministrati sono stati oltre 6.800 tra molecolari e antigenici. A questi si aggiungono i 3.500 tamponi effettuati nelle farmacie del territorio, i 90 dei pediatri di libera scelta, i 234 dei medici di famiglia. Le raccomandazioni restano quelle di sempre, su tutte una. Raccomando l'uso della mascherina FFP2 su tutti i luoghi chiusi, soprattutto se a casa abbiamo delle persone che hanno età molto avanzate o hanno delle patologie. Difendiamo loro. Sanità bellunese che nell'ultima settimana ha affrontato anche l'emergenza Marmolada. Entrambi i tedeschi ricoverati dopo il crollo, un uomo a Feltre, una donna a Belluno, sono stati dimessi nel fine settimana, un sospiro di sollievo nel dramma generale. Quarta dose in fiera a Padova, le vaccinazioni vanno avanti non senza qualche piccolo problema. Per vaccinarsi gli anziani arrivano in fiera in vari modi, a braccetto di un figlio, con il deambulatore, sulla sedia a rotelle, con il bastone. Aspettano poco rispetto all'estate scorsa, ma si trovano sotto il sole. Forse non sarebbe stato male ripristinare un percorso al coperto dei raggi solari, vista l'età dei convocati al vaccino. Questa signora aspetta paziente con il suo cane. Gli addetti all'ingresso spiegano che per accedere alla vaccinazione ci vuole la prenotazione. E qui cominciano i guai, cioè le differenze tra quanto gli viene detto qui in fiera e quanto spiegato, per esempio, al telefono dalla ULSS. Dopodiché mi ha detto: se lei vuole andare in fiera devo prenotare. No, lei vada tranquilla, in qualsiasi momento le fanno il vaccino. Arrivo stamattina dopo 15 chilometri, mi dice che devo andare sul sito per prenotare. Però dicono qua che se non si ha la prenotazione dell'ULSS non fanno entrare. Adesso deve tornare a casa a prenotarsi. Ma io ho provato a prenotare e non prende la prenotazione perché ho già la terza dose e dice che io sono a posto. Io sono venuta per farmi la quarta dose e niente, non fanno entrare per chi non ha la prenotazione o non ha ricevuto la lettera di invito. Io ho cercato di prenotarmi ieri e mi diceva che il mio ciclo vaccinale era completo perché avevo fatto la terza dose. Allora non lamentiamoci se la gente non viene a vaccinarsi, perché non credo neanche ci sia questa grossa affluenza. Sono venuta fin qua e tutto. Mi sembra una cosa assurda perché fino a ieri gente è venuta a farsi senza prenotazione e l'ha fatta nel giro di mezz'ora. Disservizi e disorganizzazione, uno scenario che è diventato purtroppo una triste realtà, una triste consuetudine nell'ULSS 7 Pedemontana. Così ci raccontano i pazienti, così ci raccontano i cittadini e così ci racconta anche un medico che ascolterete, vedrete nel prossimo servizio, che parla della fuga di personale, fuga di medici e fuga di infermieri dall'ULSS. Ebbene, secondo lui, il problema sarebbe da ricercare nel clima ostile che si respirerebbe nell'ospedale. Sanità veneta, la grande malata, e l'ULSS 7 è da tempo l'area in cui si registrano le temperature più alte. A dirlo sono i cittadini, i pazienti, le migliaia di famiglie che hanno sottoscritto la petizione per una sanità migliore. L'hanno detto anche i sindaci del territorio con il loro voto. Una situazione che vede la sanità veneta cedere il fianco su più fronti. Uno su tutti, la fuga dei medici e del personale infermieristico. Una fuga che al San Bassiano e nell'ULSS 7 starebbe creando numerosi problemi.
Attenzione, la semplificazione che queste persone sono andate nel privato per guadagnare di più è totalmente sbagliata. Primo, perché gli infermieri guadagnano in modo identico nel pubblico e nel privato. Secondo, perché i medici non è che non sapevano 5 anni fa che esisteva il privato, perché tutto in un colpo noi medici siamo diventati avari che vogliamo guadagnare di più. Non è questa la spiegazione. Il motivo della fuga di medici e personale avrebbe, secondo Beltramello, una spiegazione semplice ma al tempo stesso allarmante. Scappano, si licenziano e vanno via per colpa del clima che ci sarebbe in ospedale, per colpa di una gestione sulla quale il coordinatore, parlando in special modo dell'ULSS 7, è molto critico. La spiegazione è il clima, la mancata valorizzazione dei professionisti. È questa modalità sempre verticistica del taci, ubbidisci, non mi interessa quello che pensi, non mi interessano le tue idee di miglioramento, non mi interessa valorizzare le tue capacità, le tue attitudini, anzi più le mortifico e forse è meglio è, perché c'è questa idea di dover tenere, no, come la pentola a pressione, ma il coperchio sta esplodendo, mi dispiace dirlo, ma è la verità, il pesce puzza sempre dalla testa, quindi Zaia dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza e dire: ma possibile che io tra 100 candidati e direttori generali ne ho trovati 11, di cui uno qui a Bassano sappiamo tutte le vicende personali collegate diciamo ad altre aziende che non sono andate a finire bene. Possibile? Sono aziende che gestiscono dai 500 milioni a 1 miliardo di euro ciascuna, più o meno. Ma cioè, in un'azienda normale tu faresti un bando internazionale per scegliere una persona all'altezza, la migliore dei migliori. Di questo abbiamo bisogno in Veneto e attualmente sinceramente non sono tutti eccezionali come dovrebbero essere. Insomma, per il ruolo di direttore generale di un ULSS, Beltramello invoca competenze, trasparenza e capacità gestionali. Girano così tanti denari e la complessità in gioco di un sistema sanitario è così elevata, dove veramente bisogna trovare delle persone eccezionali, superiori alla media, e bisogna cercarle, ma ripeto, forse tutta Italia non basterebbe nemmeno, per cui si tratta di opportunità, ecco, mettiamola in questo modo. Questione di opportunità, proprio come abbiamo domandato per 130 giorni alla politica regionale e al direttore Carlo Bramezza. Voltiamo pagina, ieri a Pellestrina si è svolta l'intitolazione di 2 nuove aree. Scopriamo a chi. Il ricordo di una vita spesa per gli altri e l'omaggio alla vittima dell'acqua alta del 2019. Questa mattina a Pellestrina l'intitolazione di 2 nuove aree. La prima, campo Don Olinto Marella tra Calle dei Busi e strada comunale della Laguna. Don Olinto, nato a Pellestrina, è stato riconosciuto beato nel 2020, un testimone del Vangelo che ha speso la sua vita per gli altri, nell'autentica convinzione che la carità e la fede fossero indivisibili, ha detto l'assessore Mar, presente all'inaugurazione insieme al delegato di municipalità Scarpa Marte e all'assessore alla sicurezza Pesce. Ringrazio i cittadini di Pellestrina per avermi segnalato questo campiello, per far sì che venga ricordato chi ha posto la vita al proprio servizio, facendo in prima persona, pur venendo da una famiglia molto abbiente, carità, e ha lavorato per i ragazzi, che poi è quello che è il nostro futuro. L'altra importante intitolazione è stata dedicata a Giannino Scarpa, una piccola area verde in memoria del 78enne morto nella notte tra il 12 e il 13 novembre 2019, durante l'acqua alta da record che ha profondamente segnato la città e i veneziani. Abbiamo intitolato quest'area verde come unica vittima dell'acqua grande. Anche qui ciò non restituirà Giannino alla sua famiglia, però ci ricorderà sempre di questo avvenimento e la nostra responsabilità nei confronti di quelli che sono i cambiamenti climatici. La cerimonia è seguita con la lettura di una poesia in omaggio a Don Olinto, letta da un cittadino dell'isola, poi la benedizione del parroco Renato Feletti, rito che si è ripetuto anche nella seconda celebrazione, dove era presente anche il figlio di Giannino Scarpa. Ci spostiamo adesso a Vicenza, in quartiere Parco Città, una zona a ridosso del centro che sta soffrendo una profonda crisi.
quartiere Parco Città complessivamente sembra essere proiettato verso un progressivo e triste stato d'abbandono, secondo i residenti che abbiamo sentito oggi. Eppure è un quartiere tra i più recenti della città. L'estensione del nucleo originario degli anni 70 della parrocchia di San Francesco d'Assisi è stato realizzato negli ultimi anni 90 con i fondi del Giubileo del 2000. Era prevista la realizzazione di un prestigioso albergo rimasto incompiuto. Il degrado fisico e sociale attuale aleggia e si irradia sull'intera zona. C'è un problema di sicurezza, penso di sì. C'è bisogno di persone forse delle forze dell'ordine che vengano a verificare, perché abbiamo tanti ragazzini che fanno danni. Tanti. Dove in particolare? Verso il fondo dove è un po' abbandonato. La situazione qua è un po' critica, vedo che sbaracca tutti qua. Il giubileo è stato nel 2000, no? Nel 2000 questo doveva essere effettivamente un polo. Una tristezza grande, perché c'è una cosa migliore se si vede che venga dentro persone oppure negozi. Depressione, è vuoto, non c'è più niente, c'è solo che il supermercato. Adesso è chiuso anche quello delle scarpe, hai visto? E c'è il bar, ecco, e ora vado a bere un cappuccino e è finito. Ma perché si è arrivati a questa situazione? È incredibile. Non lo so, sai cosa? Penso che sia stanca il Covid. La mia paura è anche che la situazione nel parco, che lei vede che è un bel parco, ben tenuto e tutto, di sera in particolare, è una zona che facilita certi comportamenti, diciamo, non tanto. Mi auspico che comunque in un futuro si possa andare meglio e che chi di dovere riesca a rilanciare il complesso, anche perché non dipende sicuramente da noi commercianti, che per quei pochi che ci sono cerchiamo di fare il possibile. Dopo la desolazione degli effetti indotti dalla pandemia, l'invito dei cittadini è rivolto direttamente all'amministrazione comunale per ripensare profondamente al destino di questa zona, magari già in prospettiva del prossimo Giubileo 2025 o di quello vicentino per la rinascita del 2026. Sì, che bisogneria rilanciare quel posto qua, che è bellissimo. Credo che ci sia bisogno sia di un rilancio e sia di maggiore attenzione, ma anche di più controllo, più controllo della situazione. Le varie amministrazioni che si sono succedute, sia di destra sia di sinistra, non mi sembra che abbiano colto il significato vero di questo quartiere. Consegnate a Venezia le medaglie per ricordare il campanile di San Marco crollato. A Palazzo Ducale è stato presentato il percorso dell'iniziativa El Paron de Casa, che rientra nei festeggiamenti di Venezia 1660 e ricorda i 120 anni del crollo del campanile di San Marco, avvenuto il 14 luglio 1902, e la sua ricostruzione ultimata 10 anni dopo. La soprintendenza ha avviato un procedimento per la tutela del toqueton come un bene culturale. Si tratta del più grande resto esistente conosciuto dell'originale campanile di San Marco, di circa 5 tonnellate. Fu recuperato da Salvatore Arbib ed è conservato a Venezia nel giardino privato di Palazzo Berlendis, al sestiere Dorsoduro. Nata a Venezia, la famiglia ebrea originaria di Tripoli, il celebre antiquario ed esploratore in Africa ritirò un toqueton. Pesa ben 5 tonnellate e racconta la storia di San Marco. È formato da mattoni, marmi e pietra d'Istria, dove è incastonato un cappello di epoca bizantina. La conferenza è stata l'occasione per consegnare delle speciali medaglie celebrative ai partner istituzionali del progetto. Si tratta di un oggetto creato tra Venezia e Vicenza in 100 esemplari, numerati singolarmente, con incastonato un frammento del campanile di San Marco che il mare ha di recente restituito al Lido. Inoltre, a Palazzo Ducale è stato presentato in anteprima un capitolo del nuovo libro multimediale Venezia è favolosa, pensato per l'educazione civica nelle scuole. La distribuzione avrà inizio in autunno. Venezia Sostenibile riservò grande impegno per la conservazione della foresta e la coltivazione degli alberi, rovere, faggio, larice, abete. Le giovani piante venivano curvate per l'utilizzo delle navi. In Cansiglio, l'antica foresta d'Aremo, i faggi venivano censiti e tagliati solo per l'arsenale. In Cadore, nel 1420, la magnifica comunità ottenne il privilegio ducale e il porto dei Cadorini a Castello, attuali gasometri.
A Rosà si è entrati nell'ultima settimana del torneo Win-Win, il più grande torneo interaziendale al mondo. Ultima settimana di Win-Win, il torneo interaziendale più grande del mondo. Stasera si giocano i quarti di finale, semifinali in calendario mercoledì 13 luglio e poi l'attesissima finale di venerdì 15 luglio che decreterà i vincitori nelle varie discipline. Calcio, beach volley maschile e femminile e poi basket. Un torneo che finora ha regalato sfide emozionanti e un terzo tempo capace di abbracciare tutte le serate con stand, musica, solidarietà e divertimento. Nel calcio si contendono la vittoria Meneghetti, AGB, Campagnolo, Mevis, i Milani, Comunello, Vimar e Ine. Nel basket Stilco, Vimar, Mevis, AGB, Baxi e Manfrotto. Anche sulla sabbia del beach volley tutto ancora da decidere e intanto continua anche l'attività del Win-Win Summer Camp che fa segnare anche quest'anno numeri in crescita e tanta partecipazione. Il resto non è un contorno ma una cornice, volontari, cuochi, staff e soprattutto pubblico. In migliaia hanno riempito in queste sere d'estate gli impianti della I Milani e il tutto esaurito è già una certezza per la serata delle finalissime. 39 DASPO a carico dei tifosi, da una notizia di sport come quella di prima, un servizio diciamo di colore, adesso ha notizie che con lo sport sono legate ma che di sport ahimè non parlano perché, lo ripetiamo, 39 DASPO a carico di tifosi che lo scorso maggio si sono resi protagonisti degli episodi di violenza prima della partita Venezia-Bologna. Il questore di Venezia ha emesso 39 provvedimenti di DASPO allontanamento dalle manifestazioni sportive nei confronti di altrettanti tifosi coinvolti negli scontri avvenuti l'8 maggio in occasione della partita Venezia-Bologna. 19 sono a carico dei supporter lagunari, 20 per gli emiliani. Secondo la ricostruzione della questura, le violenze avrebbero coinvolto una 60 di persone. I due gruppi si sono affrontati un'ora prima della partita tra Campo della Tana e Rio dell'Arsenale, abbastanza distanti dunque dallo stadio, e sembra che fosse tutto premeditato. Le forze dell'ordine sono arrivate poco dopo per sedare la rissa. Successivamente la scientifica ha avviato le indagini coadiuvate dalle riprese delle telecamere e dai video social, riuscendo ad individuare i responsabili. Del gruppo bolognese farebbero parte anche i tifosi olandesi e scozzesi, giunti appositamente a Venezia per seguire l'incontro e prendere parte agli scontri. La durata dei DASPO emessi da Mascio Pinto varia da 2 a 5 anni, a seconda dei precedenti dei soggetti individuati, che sono anche stati segnalati alla procura con l'ipotesi di reato di rissa aggravata. Siamo in chiusura, prima di salutarci di nuovo una rapida occhiata al report dei contagi, il report che fotografa le ultime 24 ore di Covid in Veneto. Ebbene, quasi 14.000 i nuovi positivi, 13.975 che fanno salire il numero dei casi attualmente positivi in Veneto a oltre 100.000, 101.060 per l'esattezza, e poi 31 nuovi ricoveri in area non critica, 5 terapie intensive in più e purtroppo 11 decessi nelle ultime 24 ore. È davvero tutto, vi ricordo gli appuntamenti serali con l'informazione di Rete Veneta, TG Bassano e TG Vicenza. L'appuntamento con Focus TG è per domani alle 12. Grazie e buona giornata.